Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi portiamo con noi in un viaggio tra le meraviglie nascoste del Veneto. Un itinerario tra natura, acqua e silenzio, dove ogni luogo racconta una poesia. Iniziamo dal parco delle grotte del Caglieron, dove l'acqua scolpisce la roccia da secoli. Proseguiamo tra le atmosfere senza tempo del mulinetto della Croda. Ci fermiamo a respirare la quiete del lago di Revine, salendo poi tra i vigneti dorati di Valdobbiadene, per concludere immersi nel bianco abbraccio dei narcisi in fiore, sui prati alti di Lentiai, nel cuore delle Dolomiti Venete. Un cammino lento, tra colli e monti, alla scoperta di bellezza, silenzio e meraviglia. Qua saranno i biglietti. Siamo appena arrivati al parco del Caglieron, dove un carabiniere che custodisce il parcheggio ci ha consigliato di legare i caschi. Il costo del parcheggio è di 2 euro l'ora. Un'ora è sufficiente per visitare il sito, mentre il costo dell'entrata al parco è di 4 euro a testa. In biglietteria vi verrà consegnata una mappa con il percorso da seguire. Fate attenzione perché in alcuni tratti la pavimentazione è molto scivolosa. Ma io non mi va di leggere questa Ecco qua le cascate del Caglieron. Quella prima ragazzi. Qui, il torrente Caglieron scava da secoli tra le rocce, formando cascate impetuose, gole profonde e giochi d'acqua che incantano i visitatori. Il sentiero, interamente percorribile su passerelle in legno sospese tra le pareti della gola, ci conduce attraverso un mondo fatto di muschi, pietre e fresche cascate. Queste grotte non sono solo naturali. Alcune furono scavate dall'uomo nel passato per estrarre la pietra dolza, una pietra arenaria usata per costruire le case della zona. Oggi le grotte raccontano una storia fatta di natura, lavoro e bellezza selvaggia. La grotta di San Lucio, conosciuta anche come Grotta del Formaggio, è una delle tappe più affascinanti del parco delle grotte del Caglieron. Questa cavità naturale, un tempo utilizzata per l'estrazione della pietra dolza, è oggi impiegata per la stagionatura di un formaggio artigianale prodotto dal caseificio Agricansiglio. Le particolari condizioni microclimatiche della grotta, temperatura costante e umidità elevata, conferiscono al formaggio aromi unici, con sentori di burro cotto, agrumi, pietra e legno umido. Attualmente, la grotta di San Lucio è chiusa al pubblico. Questa è una panoramica.
Questo è uno dei punti dove fare attenzione perché le gocce d'acqua che scendono rendono il pavimento molto scivoloso. Arrivati a questo punto pare ci sia un ristorante, ma nonostante la fame ci avviamo verso il mulino. Siamo arrivati a questo affascinante mulino ad acqua, noto come Mulinetto del Caglieron. Questo mulino è stato restaurato e oggi è funzionante e visitabile, rappresentando uno degli ultimi esempi attivi nella zona. Il mulino è spinto dalla forza del torrente Caglieron e si integra perfettamente nel paesaggio naturale del parco, caratterizzato da grotte, cascate e passerelle in legno. Arriviamo infine alla Grotta della Madonna. Si tratta di una cappella naturale, ricavata in una nicchia nella roccia, che ospita una statua della Vergine Maria con Santa Bernadette, circondata da numerose candele accese. Termina qui la prima parte del nostro viaggio, non perdetevi la prossima puntata. Ma noi intanto andiamo a mangiare al ristorante La Tappa Obbligatoria, vicino alle cascate, si mangia bene e si paga poco, consigliatissimo. A presto!